leggere. Porque Deus ele conhece a nossa estrutura e sabe que a gente tem medo de muitas coisas. Perché Dio conosce la nostra struttura e sa che abbiamo paura di tante cose. A Bíblia registra no segundo livro dos Reis, no capítulo 6, La Bibbia registra nel secondo libro di Re, nel capitolo 6, a guerra entre o rei da Síria e Israel. la guerra tra il re della Siria e di Israele. O rei da Síria fazia estratégias para perseguir o povo de Deus, mas nenhuma delas tinha feito. Il re di Israele montava tante strategie per vincere il re di Israele, però nulla funzionava. Certa vez ele fez uma reunião e perguntou: será que há um traidor entre nós? Certa volta ha fatto una riunione e ha chiesto: ma ci sarà un traditore tra di noi? Porque toda a estratégia que a gente faz, eu não consigo surpreender o rei de Israel. É como se ele soubesse o que eu estou fazendo. Perché tutte le strategie che montiamo, cioè non riusciamo a sorprendere il re di Israele. Sembra che lui sappia ogni cosa che facciamo. Aí um da tropa escutou isso e disse: não, Senhor, não tem nenhum traidor aqui. E uno dell'esercito ha sentito questo e ha detto: no, no, signore, non c'è nessuno che ti tradisce tra di noi. É porque em Israel existe o profeta Eliseu e ele faz até saber aquilo que o Senhor fala no teu quarto. E perché in Israele esiste questo profeta Eliseo che fa sapere a tutti anche le parole che dice in camera tua. Enquanto o rei da Síria escuta esse relato sobre Eliseu, ele se enche de fúria. E lui, quando sente questo parlare su di Eliseo, no? Lui si infurisce, infuriò. E ali ele pega o seu grande exército E lì prende il suo esercito e vai até uma cidade chamada Dotã. e cammina fino a una città chiamata Dothan. E detalhe, ele leva um grande exército para prender um único homem. E un dettaglio importante è che lui porta un esercito enorme per prendere un uomo. Não era necessário um grande exército para prender um homem. Non era necessario un grande esercito per arrestare un uomo. Mas o rei da Síria sabe que não é qualquer homem. Ma il re della Siria sa che non è un qualsiasi uomo. É um homem de Deus chamado Eliseu. È un uomo di Dio che si chiamava Eliseo. Então o rei da Síria sabe muito bem com quem estava lidando. Allora, però, il re di Siria sa molto bene con chi stava Lidando. con chi stava, come posso dire, con chi aveva da fare, no? Il re di Siria sapeva di Eliseo. Então, do mesmo modo, é assim na sua vida. Quando o inimigo vem contra nós, ele não vem sozinho. Allora, è lo stesso modo è nella nostra vita. Quando il nemico viene, non viene da solo. Ele vem com seu grande exército Lui viene con il suo grande esercito para nos colocar medo. para metterci paura. Foi isso que aconteceu no texto que acabamos de ler. E questo è successo nel brano che abbiamo appena finito di leggere. O rei da Síria sai na madrugada Lui, il re di Siria, esce nel mattino presto e chega em Dotã ainda escuro, e arriva a Dothan che era ancora scura, era ancora notte, porque o seu objetivo era surpreender Eliseu. perché il suo scopo era sorprendere Eliseo. Ele cercou toda a cidade Ha circondato tutta la città, não deixou ninguém entrar e ninguém sair. non lasciava nessuno entrare, non lasciava nessuno uscire. Quando de repente de manhã logo cedo o moço de Eliseu acorda Quando all'improvviso, al mattino presto, quello ragazzo che serviva Eliseo si sveglia, quando ele sai da sua tenda e olha, quando esce dalla tenda e guarda, ele vê um grande exército contra ele. lui vide un grande esercito che veniva contro di loro. E ele se desespera. E era disperato. E ele diz: ai meu Senhor, o que faremos?
E ha detto, Signore, allora, ora, come facciamo? A primeira consequência do medo é: La prima conseguenza della paura è, faz com que você olhe para si mesmo. fa con che guardiamo noi stessi. Quando aquele moço sai da sua tenda e vê aquele grande exército, Quando quel ragazzo esce dalla sua tenda e guarda quel grande esercito, aquele jovem vê números, lui vede i numeri, uma grande quantidade contra eles, una enorme quantità di persone contro di loro, porque ele olha as próprias limitações, perché lui guarda le sue proprie limitazioni, porque o medo faz isto conosco. perché il nemico fa questo con noi. Quando estamos com medo, Quando abbiamo paura, nós olhamos para nós mesmos, noi guardiamo noi stessi, nós olhamos para a nossa capacidade, guardiamo la nostra capacità, nós olhamos para aquilo que temos. guardiamo quello che abbiamo. Geralmente, quando alguém está sobre o medo, Di solito, quando qualcuno è sotto la paura, palavras como não posso, parole come non posso, não sei, non so, não consigo, non riesco, não tenho, non ho, são comuns, sono molto comuni, porque a pessoa está sobre o efeito do medo. perché la persona è lì sotto effetto della paura. O medo tem poder di fazer isso com a pessoa. La paura c'è il potere di fare questo con la persona. No Números capítulo 13, In Numeri capitolo 13, versículo 33. Numeri 13, versetto 33, Israel olha para si mesmo aqui Israele guarda a sé proprio neste versículo. in questo versetto. Números 13, 33. Allora, vi abbiamo visto i giganti, figli di Anak, della razza dei giganti. Di fronte a loro ci pareva di essere cavaletti, e tali sembravano a loro. Você observe que Israel tinha uma promessa de herdar uma terra. Osserviamo che Israele aveva questa promessa di ereditare quella terra. Israel viu grandes milagres no deserto. Israele ha vissuto tantissimi miracoli nel deserto. Passaram o Mar Vermelho. Attraversarono il Mare Rosso. Ganharam de Faraó. Hanno vinto il faraone. Viram águas brotar da rocha. Hanno visto acqua che venivano dalla roccia. Viu as próprias vestes não envelhecerem. Hanno visto i propri vestiti che non si consumavano. Viu a grande e potente mão do Senhor guiando eles de dia e de noite. Hanno visto la grande e potente mano del Signore li guidando di giorno e di notte. Só que quando foram entrar na terra prometida, Solo che quando stavano per entrare nella terra promessa, fizeram um relatório da terra. hanno fatto un resoconto della terra. Falaram: a terra é boa. Hanno detto, la terra è buona. A terra mana leite e mel. Della terra viene il latte e il miele. Só que tem um porém. Solo che c'è un però, un ma. A terra tem gigantes. La terra ha giganti. E nós não somos nada diante deles. E noi non siamo nulla davanti a loro. Israel olhou para si mesmo. Israele ha guardato a sé proprio. Eu vou te dar outro exemplo. Un altro esempio? Nós vemos agora Davi em frente ao gigante Golias. Vediamo ora Davide davanti al gigante Golia. Davi poderia olhar para si mesmo. Davi potrebbe aver guardato solo sé, no? Quando Davi se apresenta diante do rei Saul, Quando Davide si presenta davanti al re Saul, Davi diz: Saul, não temas, porque o teu servo irá e lutará contra este gigante. Davi ha detto a Saul, non temere perché il tuo servo andrà e lotterà contro questo gigante. Saul olha para Davi e diz: Davi, o gigante luta desde a sua mocidade. Saul guarda Davide e dice,
Davide, guarda, questo è un soldato, questo lotta dalla sua gioventù. Noutras palavras, Saul estava dizendo: In altre parole, Saul diceva, você não é páreo para ele. tu non sei capace. Mas Davi não estava sob o efeito do medo. Ma Davide non stava sotto effetto della paura. Dentro de Davi estava a promessa di Deus. Con Davide stava la promessa di Dio. Por isso que ele tem ousadia para se apresentar a um gigante. Per questo era osato per presentarsi al gigante, Mesmo sem capacidade nenhuma, porque Davi tinha aproximadamente 17 anos. anche se visibilmente non aveva nessuna capacità, perché lei era un ragazzo da 17 anni, Mas ele já tinha experiência com Deus. ma aveva l'esperienza con Dio. Certo dia ele matou um leão. Un giorno ha ucciso un leone, Outro dia ele matou um urso. un altro giorno un orso. Davi entendeu L'aveva capito que assim como ele matou o urso e o leão, che così come ha ucciso l'orso e il leone, com Deus ele poderia derrubar aquele gigante. con Dio poteva vincere anche quel gigante, Porque não é a nossa capacidade que derruba i giganti. perché non è la nostra capacità che vince i giganti. É o Senhor através de nós que derruba i giganti. È il Signore tramite noi che vince questi giganti. Por isso que Davi vai com coragem Per questo Davide va con coraggio e com apenas uma pedra, e con soltanto una pietra, un sasso, una pietra. em nome do Senhor Jesus Cristo, Nel nome del Signore Gesù Cristo, em nome do Senhor dos Exércitos, nel nome del Signore degli eserciti, ele derruba o gigante Golias. lui vince quel gigante. Sabe por que muita gente não consegue derrubar os gigantes da vida? Sai perché molte persone non riescono a vincere i giganti della vita? Porque estão sobre o medo. Perché stanno sotto l'effetto della paura. Eu me lembro na época da Covid, Mi ricordo nel periodo della Covid, lá no Brasil, in Brasile, muitos cristãos molti cristiani não queriam sair de casa, non volevano uscire di casa, porque sobre o efeito do medo, perché sotto l'effetto della paura eles estavam escondidos em suas casas. erano tutti nascosti nelle sue case. Não queriam cultuar ao Senhor, Non volevano cultuare Dio, porque eles tinham medo de pegar a doença. perché avevano paura di prendere questo virus. Se esqueceram da palavra de Deus, Si sono dimenticati della parola di Dio, porque a palavra de Deus é aquilo que nos dá livramento e segurança. perché la parola di Dio è quella che ci libera e ci dà sicurezza. Não é Covid-19, Non è la Covid-19, mas as pessoas começaram a andar com máscara, ma le persone hanno cominciato a usare le maschere, começaram a se isolar. hanno cominciato a stare isolate, Ninguém fala, ninguém toca. nessuno parla, nessuno tocca. A consequência disso foi: La conseguenza di questo è stato muitos se afastaram. molti si sono messi da parte, Muitos depressivos. molti con depressione. Até hoje existe pessoas que usam máscaras e não tocam em ninguém. Anche oggi esistono ancora persone che non toccano nessuno, sempre con le maschere, Porque a sua mente está enferma. perché la mente è malata. Ou você crê em Cristo ou você não crê. O credi in Cristo o non credi. É assim. È così. A gente anda todos os dias, Noi camminiamo tutti i giorni correndo perigo, não? avendo pericoli, Mas por conta do perigo a gente não vai sair de casa. ma per quel perico, per quella cosa che potrebbe succedere, non usciremo più di casa, Vamos ficar escondidos. staremo nascosti. Cadê a nossa fé no nosso Deus? Dov'è la nostra fede nel nostro Dio, Que nos livra de todas as coisas. che ci libera di tutte le cose, Que nenhum mal nos sucederá. che nessun male ci succederà, Nem praga alguma chegará à nossa tenda. né piaga nessuna arriverà nella nostra tenda, Porque a gente precisa não só ler sobre isso, perché non abbiamo bisogno soltanto di leggere su questo, mas viver isso de fato. ma anche vivere veramente, Porque o Senhor é aquele que nos guarda. perché il Signore è quello che ci custodisce.
A segunda consequência do medo La seconda conseguenza della paura faz com que você olhe para a quantidade dos inimigos. fa con che tu guardi la quantità dei nemici. Quando aquele moço olha aquele grande exército, Quando quel ragazzo guarda quel enorme esercito, ele diz: a gente não é páreo para ele. ele dice: non siamo capaci, Estamos perdidos. siamo perduti. Mas parece, nós vemos nesse mesmo texto um paradoxo. Ma vediamo in questo stesso brano un paradosso. Porque enquanto aquele moço está desesperado olhando a quantidade dos inimigos, Perché mentre quel ragazzo era disperato a guardare la quantità di nemici che c'era davanti, Eliseu estava calmo. Eliseo era calmo. Como alguém no mesmo ambiente existia um desesperado, Come qualcuno nello stesso ambiente, uno è disperato mas o outro está calmo. e l'altro calmo. É a diferença da maturidade cristã. È la differenza della maturità Tem gente cristiana. que só tem a fé naquilo que vê. Sono delle persone che ha fede soltanto in quello che vede. Se ao seu redor está bem, Se intorno a lui sta bene, ele está bem. lui sta bene. Mas se o redor está mal, Ma se intorno sta male, ele está mal. sta male lui. Porque é o meio que o influencia. Perché è il mezzo che lo influenza. Não é a fé genuína. Non è una fede genuina. Não é a fé do salmista. Non è la fede del salmista. Certa vez o salmista disse: Una volta il salmista ha detto: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, anche se io camminassi per la valle dell'ombra della morte, não temerei mal algum, non avrò nessuna paura. porque eu sei Perché so que tu estás comigo. che te sei con me. O salmista não tem dúvida nenhuma. Il salmista non ha nessun dubbio. Ele está comigo. Lui è con me. Ele tem certeza disso. Lui è sicuro. E Jesus nos garantiu isso. E Gesù ci ha garantito questo. Jesus, quando ressuscitou, Gesù, quando ha risuscitato, Jesus disse aos seus discípulos: Gesù ha detto ai suoi discepoli: eis que estou convosco todos os dias. ecco che sarò con voi tutti i giorni. Eu não entendo Io non capisco quando existem cristãos que estão com medo e desesperados, pensando que Deus esqueceu deles. quando esistono cristiani che hanno paura, sono disperati perché si sono dimenticati di Dio. Che pensano che Dio sia dimenticato di loro, E scusate. aqui eu abro um parêntese. E qui apro una parentesi. Não estou dizendo que você não deve ter medo, Non sto dicendo che non deve aver paura, porque nós somos humanos. perché siamo umani, A gente tem medo de algumas coisas. abbiamo paura di Alguém tem certe medo de cose. cobra, Qualcuno c'è paura della serpente, de aranha. di ragne. O problema é quando a nossa fé se baseia no medo. Il problema è quando la nostra fede si basa nella paura. Tem gente que vive com medo. Sono delle persone che vivono con paura. Não fala com ninguém porque tem medo. Non parla con nessuno perché ha paura. Não faz uma prova de concurso porque tem medo. Non fa un esame in un concorso perché ha paura. Não consigo, não posso, Non, vai dar errado. non riesco, non posso, non verrà bene. Tudo isso é fruto do medo. Tutto questo è frutto della paura. Você não vai ver nenhum versículo da Bíblia mandando a gente ficar com medo. Non vedremo nessun versetto della Bibbia ti dicendo abbiate paura. Muito pelo contrário. Al contrario, Só vemos versículos na Bíblia vediamo soltanto versetti nella Bibbia que nos dá segurança. che ci dà sicurezza. O salmista certa vez disse: Il salmista una volta ha detto: Salmo 27. Salmo 27. Fazer questão de ler esse salmo. Salmo 27, Sì. Salmo 27, versículo 1 e 2, ou melhor, versículo 1, 2 e 3. Salmo 27, versetto 1, 2 e 3. Il Signore è la mia luce e la mia salvezza. Di chi temerò? Il Signore è il baluardo della mia vita. Di chi avrò paura? Quando i malvagi, che mi sono avversari e nemici, mi hanno assalito per divorarmi,
Esse stessi hanno vacilato e sono caduti. Se un esercito si accampasse contro di me, il mio cuore non avrebbe paura. Se infuriasse la battaglia contro di me, anche allora sarei fiducioso. É isso que diz a Bíblia. E questo dice la Bibbia. Alguém, ao ver esse relato, pode dizer assim, mas eu não consigo viver isso. Qualcuno, vedendo questo brano, leggendo questo brano, può dire, no, non riesco a vivere questo. Mas você consegue viver isso. Ma te riesci a vivere questo. Porque está escrito. Perché sta scritto. Se está escrito, Se sta scritto, é possível eu e você viver. è possibile io e te vivenziare questo. Sabe qual é o nosso problema? Sai qual è il nostro problema? Nós lemos e lemos, Leggiamo, mas não guardamos. ma non teniamo in mente. O que vai fazer diferença na nossa vida È quello che farà la differenza nella nostra vita. é quando a gente guarda a palavra. È quando teniamo la parola in mente. Deus vai permitir muitas coisas lhe atormentar e deixar você com medo. Dio permetterà che tante cose che ti attormenti, che ti lasci con la paura, Mas quando chegar neste momento, ma quando sarà questo momento, tome uma decisão prendi una decisione de se apropriar desta palavra. di appropriare di questa parola. Você vai dizer como o salmista: Tu devi dire come il salmista, Tu, Senhor, tu Signore, é a minha luz è la mia luce e eu não vou temer. e non temerò. O Senhor é a força da minha vida. Il Signore è la forza della mia vita. De quem eu vou me recear? Di chi avrò paura? É isso que devemos fazer de modo prático. E questo dobbiamo fare in modo pratico. Porque o inimigo muitas vezes trabalha na nossa mente. Perché il nemico tante volte lavora nella nostra mente. Há muitas pessoas na igreja Ci sono molte persone nella Chiesa que têm dons, che hanno doni, mas têm medo de usá-los. ma hanno paura di usarli. Será que vão rir de mim? Ma rideranno di me? Será que eu vou conseguir fazer com perfeição? Ma riuscirò a fare con perfezione? Aí esse medo faz com que elas fiquem bloqueadas. E questa paura fa con che loro rimangano bloccate. Ele quer pregar, ele tem desejo de pregar. Lui vuole pregare, ha il desiderio di pregare, Só que ele tem medo de falar. solo che c'è la paura di parlare. Se você não falar, como alguém vai ouvir? Se tu non parli, come qualcuno sentirà? Então a gente deve lidar com os nossos próprios medos Allora dobbiamo un po' lavorare con le nostre paure e não limitar a nossa fé a eles, e non limitare la nostra fede a loro, mas pensar biblicamente. ma pensare biblicamente. O Senhor está comigo. Il Signore è con me E assim você segue em frente. e così seguirai avanti. A terceira consequência do medo La terza conseguenza della paura faz com que você olhe para o poder do inimigo. fa con che tu guardi il potere del nemico. Nós vemos isso no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Vediamo questo nel primo libro di Samuele, nel capitolo 17. Primo libro di Samuele, primo capitolo 17. Versículo 23 e 24. Versetti 23 e 24. Mentre ele parlava con loro, ecco uscire dalle file dei Filistei quel campione, quel filisteo di Gat, di nome Golia, ripetendo le solite parole. E Davide le udì. Tutti gli uomini di Israele, alla vista di quell'uomo, fuggirono davanti a lui, presi da gran paura. O que aconteceu aqui? Cosa è successo qua? A Bíblia diz que os filisteus se acamparam em frente a Israel. La Bibbia dice che i Filistei si accamparono davanti a Israele. Todos os dias o gigante Golias afrontava Israel. Tutti i giorni il gigante Golia usciva per affrontare Israele, Usando palavras para oprimi-los. usando parole per opprimerli. E o texto é claro quando diz: os homens de Israel, quando escutaram aquelas palavras, temeram
Il testo, il brano è chiaro quando dice che quando gli uomini di Israele hanno sentito quelle parole si sono spaventati tutti, Porque eles temeram? perché loro temevano, Porque olharam o poder do gigante. perché hanno guardato il potere del gigante. É um campeão, È un campione é grande, grande, tem lança, c'è una lancia é forte. forte Ficaram com medo. e hanno avuto paura. Tem gente que tem essa capacidade. Sono delle persone che hanno questa capacità. Ele sempre maximiza o poder do inimigo. Loro guardano il potere massimo del nemico. Se ele vê um vulto à noite, ele já está com medo. Si guarda un volto di notte, ha già paura. Se entrar numa rua que não tem ninguém, ele já está com medo. Se entra in una viela che non c'è nessuno, ha già paura. São pessoas assim. Ci sono delle persone così. Mas Davi estava aqui, ouviu as mesmas palavras daquele gigante. Ma Davi era qui e ha sentito le stesse parole di quel gigante. Davi viu o gigante, Davi ha visto il gigante, viu a lança do gigante, viu la sua lancia, viu a armadura do gigante. viu l'armatura. Ele tem conhecimento que o gigante é um campeão. Lui sa che il gigante è un campione, Mas Davi tinha outra consciência. ma Davide aveva un'altra coscienza. Deus é maior do que todos os gigantes. Dio è più grande di tutti i giganti. É a ele que eu sirvo. È lui che seguo. Por isso que Davi não temeu o gigante. Per questo Davide non ha temuto il gigante. Deus está nos ensinando hoje Dio ci sta insegnando oggi a superarmos os nossos gigantes, a superare tutti i nostri giganti, superarmos as nossas dificuldades, superare le nostre difficoltà, tirarmos os nossos medos, portare via tutte le nostre paure acalmarmos o nosso coração. e mantenere il nostro cuore calmo. Eu lembro agora dos discípulos, E mi ricordo ora dei discepoli, quando Jesus estava no barco com eles. quando Gesù era nel barco con loro. A Bíblia diz que surgiu uma grande tempestade La Bibbia dice che è venuta una grande tempesta e os discípulos ficaram desesperados. e loro erano disperati. Enquanto os discípulos estavam desesperados, Mentre i discepoli ne erano disperati, a Bíblia registra que Jesus estava dormindo. la Bibbia registra che Gesù stava dormendo. E isto é um paradoxo. È un paradosso anche questo. Enquanto alguém está numa tempestade desesperado, Mentre qualcuno è in mezzo a una tempesta disperato, existe outra pessoa na mesma tempestade, mas está dormindo. esiste un'altra persona nella stessa tempesta che sta dormendo. Porque se desesperar é uma decisão. Perché si disperare è una decisione. Dormir na tempestade também é uma decisão. Dormire nella tempesta, anche quello lì è una decisione. Os discípulos, quando viu Jesus, notou que Jesus estava dormindo. I discepoli, quando hanno trovato Gesù che dormiva, Eles não entenderam. non hanno capito. Parece que o mestre não se importa conosco. Sembra che il Mestre non si importa con noi. Acorda ele aí. Sveglialo. Mas Jesus estava lá, Ma Gesù era lì porque existia a paz de Deus com Jesus. perché esisteva la pace di Dio con lui. Essa mesma paz que Jesus tem, Questa stessa pace che c'è Gesù, ele liberou sobre mim e sobre você. lui ha liberato sopra me e te. Porque Jesus disse: Perché Gesù disse: a minha paz vos dou. la mia pace vi do. Não vou lá dou como o mundo a dá. Non ve la do come il mondo la dà. A minha paz vos dou. La mia pace vi do. Se apropriar da paz de Jesus também é uma decisão. Si appropriare della pace di Gesù, anche lì è una decisione. Você precisa se apropriar dela, Abbiamo bisogno di appropriare di segurar questa, ela. di tenerla. Nada tirará minha paz. Niente leverà la mia Porque pace, o Senhor está comigo. perché il Signore è con me. Eu não temerei mal algum. Non temerò nessun male. Isso é saúde para mim e para você. Questa è salute per me e per te, Porque o Senhor é aquele que cuida de nós. perché Lui, il Signore, è quello che prende cura di noi. Então, enquanto alguns decidem olhar o poder do inimigo, Allora, mentre
Qualcuno decide di guardare il potere del nemico, Outros decidem olhar o poder de Deus. o altri decidono di guardare il potere di Dio. Eu sei que o gigante é grande. So che il gigante è Eu grande, sei que ele é forte. so che è forte, Eu sei que ele é um campeão. lo so che è un campione, Porém, però meu Deus é maior. il mio Dio è più grande. Isto é uma decisão. Questa è una decisione. Isso deve ser um modo prático na nossa vida. Deve essere una pratica nella nostra vita. A dificuldade é grande. La difficoltà è Os grande, problemas são grandes. i problemi, anche quelli grandi, Mas Deus é maior. ma Dio è più grande. Pensar assim Pensare così é uma decisão. è una decisione. Então pense biblicamente. Allora pensiamo biblicamente, Porque quando pensamos biblicamente, perché quando pensiamo biblicamente, a paz de Deus no nosso coração. ha pace di Dio nel nostro cuore. Se a paz de Deus estiver no nosso coração, Se la pace di Dio sta nel nostro cuore, teremos estabilidade. avremo stabilità, A estabilidade do salmista. la stabilità del salmista. O salmista certa vez disse: Il salmista una volta ha detto: uns confiam em carros e cavalos. alcuni confidano in carri e in cavalli. Nós, porém, Noi però confiamos no Senhor. confidiamo nel Signore. Isto é uma decisão. Questa è una decisione. Decida hoje. Decida oggi Mandar o medo embora. mandare via la paura E se aproprie da paz de Deus. e si approprie della pace di Dio, Que é tão poderosa che è così potente para fazer você descansar. per farti riposare, Até mesmo dormir anche dormire em meio a uma tempestade. in mezzo alla tempesta. Isto é uma decisão. Questa è una decisione. Então decida hoje. Allora decida oggi. Você pode fazer uma oração hoje. Puoi fare una preghiera oggi. Pode dizer a Jesus: Puoi dire a Gesù: Jesus, eu tenho vivido com medo, Gesù, io vivo con la paura, mas hoje ma oggi eu decido io decido viver com a tua paz. vivere con la tua pace, Seguro contigo, sicuro con te, porque tu é minha luz. perché tu sei la mia luce. Eu não temerei mal algum. Non temerò nessun male. Isto é uma decisão. Questa è una decisione. Então decida hoje, Allora decida oggi, porque o inimigo perché il nemico quer nos parar. vuole fermarci. Quantas pessoas Quante persone não aproveitam a oportunidade non approfittano le opportunità por conta do medo? per via della paura? Sabe fazer coisas, Sa fare delle cose, mas tem medo de apresentar aquilo que faz. ma hanno paura di presentare quello che fanno. Por exemplo, Per esempio, alguém pinta muito bem um quadro, qualcuno dipinge molto bene un quadro. mas tem belas obras, C'è tante belle opere, só que ele guarda tudo na sua casa. soltanto che lui tiene tutto in casa sua. Ele tem medo de publicá-las, Ha paura di far vedere a tutti, porque vão criticá-los, perché forse ci saranno delle critiche, não vão concordar, non vanno a concordare con No. qualcosa, não vão achar belo. non troveranno bello. Então, pelo medo, Allora, per la paura, ele esconde tudo. nasconde tutto. Mas Deus não quer isso. Ma Dio non vuole questo. A Bíblia diz La Bibbia dice que a nossa luz che la nostra luce deve brilhar aos homens. deve brillare agli uomini. Se Deus te deu um dom, Se Dio ti ha dato un dono, seu dom tem que estar em evidência. il tuo dono deve essere evidente. Você não deve escondê-lo, Non deve nasconderlo, porque dom não é para se esconder. perché dono non è per nasconderlo. Dom é para servir ao outro. Dono è per servire all'altro. Como você vai servir seu dom ao outro Come servirai se il suo dono all'altro se você o esconde? se te lo nascondi? É impossível. È impossibile. A quarta consequência do medo La quarta conseguenza della paura faz com que você não enxergue a solução. fa con che tu non riesca a vedere la soluzione. Em Gênesis, no capítulo 21, Genesi, capitolo 21, Genesi 21, Gênesis capítulo 21, versículo 15 ao 19. versetto 15 al 19, 15.
19. Quando l'acqua dell'oltrefine le mise... Quando l'acqua dell'oltre finì, oh mamma mia, scusate. Quando l'acqua dell'oltre finì, lei mise il bambino sotto un arbuscello e andò a sedersi di fronte a distanza di un tiro d'arco perché diceva che io non veda morire il bambino. E seduta così di fronte alzò la voce e pianse. Dio udì la voce del ragazzo e l'angelo di Dio chiamò Agar dal cielo e le disse: che hai, Agar? Non temere, perché Dio ha udito la voce del ragazzo là dov'è. Alzati, prendi il ragazzo e tienilo per mano, perché io farò di lui una grande nazione. 18. 19. Dio le aprì gli occhi ed ella vide un pozzo d'acqua e andò a riempire d'acqua l'otre e diede da bere al ragazzo. Agar, quando estava no deserto, Agar, quando era nel deserto, foi tomado di medo. è stata presa dalla paura. A Bíblia registra que quando acabou a água, La Bibbia registra che quando è finita l'acqua, o menino começou a chorar. il bambino ha cominciato a piangere. Queria água, mas ela não via água alguma ali. Voleva acqua, però lei non vedeva nessuna acqua intorno. E ela de modo desesperado, E lei, in un modo proprio disperato, se afastou do menino. si è allontanato dal bambino. Queria deixar ele para morrer. Si è allontanato per lasciarlo morire. Só que Deus interviu, Ma Dio è intervenuto. mandou um anjo Ha mandato un angelo para falar a ela: per parlare a lei. não temas, Non temere, porque Deus sempre faz isso. perché Dio fa sempre questo. Quando eu e você estamos desesperados, Quando io e te siamo disperati, Deus diz para mim e para você: Dio dice a te e a me, não temas. non temere. Você lembra dos discípulos? Ricordate dei discepoli? Quando Jesus estava morto, Quando Gesù stava morto, a Bíblia diz que todos os discípulos la Bibbia dice che tutti i discepoli correram, si sono allontanati, se trancaram no cenáculo, si chiusero in cenacolo, ficaram trancados com medo. erano lì chiusi con la paura. Estavam com medo de serem mortos. Avevano paura di essere morti. Se Jesus morreu, Se Gesù è morto, vão matar a gente. anche noi, toccherà anche a noi. Então vamos ficar aqui presos. Allora stiamo qui nascosti. Só que Jesus ressuscita. Solo che Gesù risuscita Em um belo dia, in un bel giorno, quando os discípulos estavam dentro do cenáculo com medo, quando i discepoli erano lì nel cenacolo. Jesus se apresenta no meio deles. Gesù si presenta davanti a loro. E a primeira coisa que Jesus diz para eles: E la prima cosa che Gesù dice a loro: Pai seja convosco. la pace sia con voi. Porque Jesus bem sabia Perché Gesù sapeva bene que eles estavam desesperados. che loro erano disperati. Então, para quem está desesperado, Perché sta disperato, para quem está com medo, per chi sta con paura, Jesus diz para você, né? Gesù dice per te in questo pomeriggio: Pai seja contigo. la pace sia con te. Se aproprie desta paz. Si appropri di questa pace. Agar naquele momento Agar in quel momento não enxergou o poço que estava do seu lado. non è riuscita a vedere il pozzo che aveva proprio accanto a sé. Havia um poço de água do seu lado, Aveva un pozzo d'acqua accanto, mas ela estava tão desesperada ma era così disperata que ela só olhava para o choro do menino. che guardava soltanto il pianto del bambino. Às vezes isso é conosco. A volte succede anche con noi. Estamos tão desesperados. Siamo così disperati, Estamos olhando o choro do menino, os nossos próprios problemas. stiamo guardando il pianto del bambino, i nostri propri problemi, E com isso não conseguimos enxergar a solução. e così non riusciamo a vedere la soluzione. Porque o medo tira o nosso foco. Perché la paura porta via il nostro fuoco. Tira o nosso foco das coisas de Deus. Leva via il nostro fuoco di Dio E coloca o nosso foco em nossos próprios problemas. e mette il nostro fuoco nei propri problemi. De modo que In modo che não conseguimos enxergar nenhuma
non riusciamo a vedere nessuna soluzione. Por isso que Deus mandou um anjo Per questo Dio ha mandato e l'angelo disse: Agar, e disse: Agar, aqui a fonte. ecco il pozzo. E Ele está fazendo assim conosco nesta tarde. E lui sta facendo così con noi in questo pomeriggio. Está nos indicando a solução. Ci sta facendo vedere la soluzione. Não é ter medo. Non temere. Ter medo é uma decisão. Avere paura è una decisione. Alguém pode dizer assim: ah, mas você não sabe o que eu passo. Qualcuno potrà dire: no, ma non sai cosa i miei problemi. Eu também. Você também não sabe o que eu passo. Anche io, te non sai quello che mi succede, quali sono i miei problemi. Mas ter medo é uma decisão. Ma aver paura è una decisione. Mas alguém pode pensar, não pode pensar assim. Ma non possiamo pensare così. Alguém pode pensar assim: ah, eu não consigo controlar o medo. Qualcuno potrà pensare: non riesco a superare il medo, É la mais paura. forte do que eu. È più forte di me. Isso é uma mentira do diabo. È una invenzione del diavolo. Não existe nada que você não possa superar. Non esiste nulla che non puoi superare. Isso não é palavra de autoajuda. Non è una parola di autoaiuto. Eu estou falando isso porque Deus nos deu o seu espírito. Sto parlando questo perché Dio ci ha dato il suo spirito. Certa vez Paulo disse a Timóteo: Una volta Paolo ha detto a Timoteo: Timóteo, o Senhor não nos deu espírito de medo, Timoteo, il Signore non ci ha dato spirito di paura, mas de moderação, de ousadia. ma di moderazione e osadia. Então, para quem Esatto. está com medo, Allora per chi ha paura deve orar deve pregare: e dizer: Senhor, tu não me deu este espírito. Signore, non mi hai dato questo Tu spirito, me deu o espírito da ousadia. mi hai dato lo spirito della osato, come si dice osato? Spirito di audácia, sì, É di o coraggio. Espírito Santo. È lo Spirito Santo. E eu me lembro de um testemunho. E mi ricordo di una testimonianza Há mais ou menos 18 anos atrás, più o meno 18 anni fa, quando eu recebi a promessa de Deus de pregar a palavra de Deus. quando ho ricevuto la promessa di Dio di predicare la sua parola. Eu tinha medo, Avevo paura, muito medo. molta paura, Tanto medo tanta paura, que quando alguém dizia assim: vem aqui falar algo da parte de Deus, che quando qualcuno diceva così: vieni qua a parlare qualcosa della parola di Dio, eu vinha me tremendo. ma venivo tremando. Quando eu chegava na frente de Quando, todos, quando arrivavo davanti a tutti, só dizia a paz do Senhor. dicevo la pace del Signore. Pronto, ponto final. E fine. E ia embora, Andavo via, chorando. piangendo, Mas um belo dia, ma un bello giorno eu me cansei dessa vida, mi sono stancato di questa vita de medo. di questa vita di paura. E eu fiquei chateado comigo mesmo. E sono rimasto proprio male con me stesso. Eu me lembrei desta palavra, Mi sono ricordato di questa parola, que o Senhor não me deu o espírito do medo. che il Signore non mi ha dato lo spirito della paura. Aí eu orei ao Senhor. E quindi ho pregato il Signore: Eu disse: Senhor, Signore, tu me fez uma promessa. mi hai fatto una promessa. O Senhor sabe que eu tenho medo de falar. Tu sai che ho paura di parlare. Eu queria falar, Volevo parlare, mas eu tenho medo de falar. ma ho paura di Mas a parlare. tua palavra diz Ma la tua parola dice que o Senhor não me deu esse espírito de medo. ma che tu non mi hai dato questo spirito di paura. Se estou com teu Espírito Santo, Se ho il tuo Spirito Santo, eu sou ousado. io devo aver coraggio. Depois daquela oração, Dopo quella preghiera, eu nunca mais fui o mesmo. mai più sono stato lo stesso. Porque eu decidi Perché ho deciso pensar biblicamente, pensare biblicamente, colocar em prática. mettere in pratica. O diabo não quer que a gente faça isso. Il diavolo non vuole che facciamo questo. Porque se a gente se apropriar da palavra, Perché se appropriamo della parola, ele vai querer nos dar um susto, lui vorrà spaventarci, mas não vai nos assustar, ma non riuscirà. porque estaremos guardados pela paz de Deus. Perché siamo guardati per la pace di Dio, De modo que o seu poder não será nada. in modo che il suo potere si annullerà. E agora, para concluir, Per concludere, a quinta consequência do medo
La quinta consequenza della paura, Eu deixei pela quinta porque ela é a pior delas. ho lasciato per ultimo la quinta perché è la peggiore di tutte. De todas, esta é a pior Di consequência. tutte questa è la peggiore. Faz com que você não note a presença de Deus. Fa con chi non riesce a vedere la presenza di Dio. Quando aquele moço sai daquele acampamento, Quando quel ragazzo esce da quell'accampamento, ele só consegue enxergar o exército inimigo. lei riesce soltanto a vedere l'esercito del nemico. Ele não nota o exército de Deus ali. Lui non vede l'esercito di Dio lì. Enquanto o jovem está olhando o exército inimigo, Mentre quel giovane guarda l'esercito del nemico, Eliseu está vendo o exército de Deus sobre ele. Eliseo vede l'esercito di Dio su di lui. A pior coisa do medo La peggiore cosa della paura é quando a gente não consegue notar a presença de Deus, mesmo Deus sendo presente. è quando non riusciamo a vedere la presenza di Dio, anche se Lui è lì. Eu quero que você se aproprie disso. Vorrei che si appropriasse di questo. Em Lucas, no capítulo 24, Luca capitolo 24, verso 13 a 16. 24, versetto 13 a 16. Os discípulos em Emaús não reconheceram Jesus. I discepoli di Emmaus non hanno riconosciuto Gesù Por conta do medo. per via della paura. Lucas 24, verso 13 a 16. Allora, Luca 24, versetti 13 a 16. Due di loro se ne andavano in quello stesso giorno a un villaggio di nome Emmaus. Questo si dice, vero Emmaus? Distante da Gerusalemme 60 stadi. E parlavano tra di loro di tutte le cose che erano accadute. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù stesso si avvicinò e cominciò a camminare con loro. Ma i loro occhi erano impediti a tal punto che non lo riconoscevano. Aqueles discípulos ali no caminho de Emaús Quelli discepoli lì nella strada di Emmaus estavam com medo das más notícias que eles tinham escutado. avevano paura delle notizie cattive che avevano ascoltato. Estavam saindo de Jerusalém, indo embora. Uscivano da Gerusalemme per andare a casa. Mas aí Jesus aparece a eles Ma Gesù è apparse a loro e eles não reconhecem Jesus. e loro non riconoscono Gesù. Que tristeza, não? Che tristezza. Jesus está perto deles, Gesù è lì vicino a loro, mas ele está tão cego ma loro sono così ciechi, que ele não consegue notar. non riescono a Não consegue vederlo. sentir que Jesus está Non perto riescono a deles, sentire che Gesù era lì con loro. porque o medo lhes cega. Perché la paura ci fa essere ciechi. Mas Jesus é tão misericordioso. Ma Gesù è così misericordioso, Sabe que os discípulos não estão reconhecendo ele. sa che i discepoli non lo riconoscono, Começa a bater um papo com ele. comincia a chiacchierare con loro, Começa a falar das escrituras. comincia a parlare delle scritture, Porque a maneira que você coloca o medo embora perché il modo in cui riesce a mandare la paura via é se apropriando das escrituras. è si appropriando delle Por scritture. isso que Jesus começa a falar as escrituras para eles. Per questo Gesù comincia a citare le scritture a loro. No final da tarde, Alla fine del giorno, eles começam a sentir o coração arder. loro cominciano a sentire il cuore che brucia. Jesus agora se despede dos discípulos. Gesù ora saluta i discepoli. Aí os discípulos dizem, não, fica conosco, já é tarde. Allora i discepoli dicono a lui, no, ma stai con noi, rimani con noi, perché si fa già tardi. Aí Jesus fica e agora eles vão cear. E Gesù allora rimane e vanno a cena. Jesus, quando parte o pão, Gesù quando spezza il pane, eles notam que é Jesus. loro vedono che è Gesù. E Jesus agora some. E Gesù ora sparisce, Porque só Jesus tem um modo único de partir o pão. perché solo Gesù c'è un modo unico di spezzare il Por pane. isso que eles notam que é Jesus. Per questo vedono che è Gesù. Os discípulos não reconheceram Jesus andando sobre o mar. I
discepoli non hanno riconosciuto Gesù che camminava sul mare. Mateus capítulo 14, Matteo capitolo 14. versículo 22 a 27. Matteo capitolo 14, 22 a 27. 14, Tenham paciência, viu? 22 a 27. Allora, subito dopo, Gesù obbligò i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, mentre ele avrebbe congedato la folla. Dopo aver congedato la folla, salì sul monte in disparte a pregare. E venuta la sera, rimase là da solo. Frattanto la barca, già di molti stadi lontana da terra, era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. Ma alla quarta vigilia della notte, Gesù andò verso di loro, camminando sul mare. E i discepoli, vedendoli camminare sul mare, si turbarono e dissero: «È un fantasma!» E dalla paura gridarono. Ma subito Gesù parlò loro e disse: «Coraggio, sono io, non abbiate paura». Jesus está lá andando sobre o mar. Gesù è lì che cammina sul mare. Só que o medo faz os discípulos ver um fantasma. Però il medo, la paura fa con che i discepoli vedano un fantasma. Porque o medo faz isso. Perché il medo, la paura fa così. Tira a nossa percepção da realidade. Leva la nostra capacità di vedere la realtà. Distorce a realidade. Distorce la realtà. Jesus está vindo lá, Gesù viene, mas é um fantasma. ma è un fantasma. Jesus está vindo, mas é um fantasma. Gesù sta venendo, però è un fantasma. Quando Jesus diz, Quando não Gesù temas, dice, sou eu. non temete, sono io. Aí Pedro, Allora Pietro, que era ousado, che era osato, diz, Jesus, se é o Senhor mesmo, dice: Gesù, se sei tu davvero, manda eu ir. mandami Aí Jesus a pode trovarti. vir. E Gesù ha detto: vieni Pietro. Aí tá lá Pedro andando com Jesus. E Pietro va a camminare sulle acque, a trovare Gesù. Enquanto Pedro não está temendo a nada, Mentre Pietro non teme nulla, ele consegue andar sobre o mar. lui riesce a camminare sul mare. Mas quando ele olha para o lado, Ma quando guarda a Bíblia diz que accanto, ele tem medo. la Bibbia dice che ha avuto paura E aí ele afunda. e va in fondo, Porque o medo faz a nossa fé naufragar. perché la paura fa la nostra fede naufragare. Esiste questa parola, naufragare. Um crente com medo, Un cristiano, un credente con paura, ele vive triste, vive triste, porque a sua fé é pequena. perché la sua fede è piccola. Por isso que Pedro naufragou, Per questo lui ha naufragato, porque ele tirou o olhar de Jesus perché ha levato lo sguardo di Gesù e foi olhar para o lado. e ha guardato accanto. Quando eu e você tiramos o olhar de Jesus, Quando io e te levamos lo sguardo di Gesù olhamos para os nossos próprios problemas, e guardiamo i nostri propri problemi, aí a gente afunda. allora andiamo giù. Começamos a temer, a se desesperar. Cominciamo a avere paura, a disperarci, Mas se você decidir hoje olhar para Jesus, ma se decidiamo a guardare Gesù, você vai andar até por cima das águas. camminerai sopra le acque. O que é andar por cima das águas? Cosa è camminare sulle acque? É você andar por cima das suas próprias dificuldades. È camminare sulle proprie difficoltà, Igual a águia. uguale all'aquila. A águia, quando tem uma tempestade, L'aquila, quando c'è una tempesta, ela sobe o mais alto que ela pode. lei sale il più alto che può De modo que ela consegue andar em cima da tempestade. e supera la tempesta. Ela não teme a tempestade. Lei non ha paura della tempesta. Muito pelo contrário, ela enfrenta Contrário. a tempestade. Lei affronta la tempesta e va di sopra. Maria não reconhece Jesus. Maria non riconosce Gesù. Eu vou concluir só com essa citação. Existem outras, mas o tempo já é finito. Lui finirà con questa citazione perché il tempo è già finito. Maria não reconhece Jesus. Maria non riconosce Gesù. João
Giovanni, capitolo 20, versículo 11 ao 16. versetto 11 al 16. Allora, Maria invece se ne stava fuori vicino al sepolcro a piangere. Mentre piangeva, si chinò a guardare dentro il sepolcro. Ed ecco, vide 2 angeli vestiti di bianco, seduti uno al capo e l'altro ai piedi, lì dove era stato il corpo di Gesù. Ed essi gli dissero: Donna, perché piange? Ella rispose loro: perché hanno tolto il mio Signore e non so dove abbiano deposto. Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Gesù le disse: Donna, perché piange? Chi cerchi? Ella, pensando che fosse il giardiniere, gli disse: Signore, se tu lo hai portato via, dimmi dove l'hai deposto e io lo prenderò. Gesù le disse: Maria. Ella, voltatasi, gli disse in ebraico: Rabuni, che vuol dire maestro. Que acontece? Cosa Maria está no succede? sepulcro chorando, Maria lì nel sepolcro che piange porque ela não vê o corpo de Jesus. perché lei non vede il corpo di Gesù. Ela não se lembra da promessa que Jesus disse que ia ressuscitar. Non si ricorda della promessa che Gesù aveva fatto che nel terzo giorno risuscitava. Porque o medo dá amnésia. Perché la paura porta all'amnesia. Amnesia. A pessoa se esquece das coisas. Dimentichiamo delle cose. Se esquece que Deus está com ela. Dimentichiamo che Dio sta con noi. Se esquece da palavra. Si dimentica della parola. Maria está assim. Maria è proprio così. Por isso que ela está desesperada. Per questo è disperata. Mas aí o Senhor se apresenta em pé, em frente a ela. Ma il Signore lì si presenta davanti a lei in piedi. Jesus está em pé em frente a ela, mas ela não reconhece. Gesù è lì in piedi davanti a lei e lei non lo riconosce. Ela pensa que é o jardineiro. Lei pensa essere il giardiniere. Ela diz: Senhor, Lei disse: Signore, por onde levaste o corpo do meu Senhor? dove hai portato il corpo del mio Signore? Aí Jesus responde: E Gesù risponde: só uma palavra. una parola. Maria. Maria. Quando ela escuta o sotaque de Jesus, Quando lei ascolta l'accento di Gesù, ela entende que é o Senhor. lei capisce che è il Signore Gesù. Porque Jesus tem um modo especial de falar. Perché Gesù c'ha un modo speciale di parlare. Quando ele fala, Quando lui parla é como o som de muitas águas. è come il suono di molte acque. Ninguém fica com dúvida. Nessuno dubita, Ninguém confunde a voz de Jesus com outra voz. nessuno confonde la voce di Gesù con un'altra Por voce. isso que ele disse Maria. Per questo disse Maria. E ela entende que é Jesus falando com ela. E lei capisce che è Gesù che parla con lei. Então, meus queridos irmãos, Allora, amati fratelli, não viva com medo. non vivete con la paura. Não viva com medo. Non abbiate paura. Viva segundo a palavra de Deus. Vivete secondo la parola di Dio. Em vez da gente pensar segundo os nossos problemas, vamos pensar segundo a palavra de Deus. Invece di pensare secondo i nostri problemi, pensiamo secondo la parola di Dio. Pois Jesus nos garante. Perché Gesù ci garantisce. Em João, no capítulo 20, versículo 19. In Giovanni, capitolo 20, versetto 19. Concluímos agora. Allora, 19, siamo al 20, 19. La sera di quello stesso giorno, che era il primo giorno della settimana, mentre le porte del luogo in cui si trovavano i discepoli non erano chiuse per timore dei giudei, Gesù venne e si presentò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Jesus disse: Pai seja convosco. Gesù ha detto: pace sia con voi. Não aconteceu nada com os discípulos depois de Jesus ter dito isso. Non è successo nulla ai discepoli dopo Gesù aver detto questo. Aconteceu alguma coisa assim. Sì, è successo qualcosa. Ó, no verso 20 o que diz? Nel versetto 20 cosa dice? E detto questo mostrò loro le mani e il costato.
I discepoli dunque, veduto il Signore, si rallegrarono. Porque quando ele dá a paz, Perché quando Lui dà la pace, o medo vai embora la paura va via e começa a chegar a alegria. e comincia ad arrivare la gioia. É assim. È così. O nosso problema Il nostro problema é estar em guardar a paz do Senhor. sta in guardare la pace del Signore. A paz do Senhor não é um cumprimento. La pace del Signore non è Uma un saudação. saluto, un saluto. Tem gente que dá a paz pensando que é um bom dia. Ci sono delle persone che dà la pace come se fosse un buongiorno. Eu não vou nem entrar na questão judaica, porque a paz do Senhor é algo, Non entrerò nella questione giudaica perché la pace del Signore è algo molto ampio, no? È qualcosa molto ampia. Sì, sì. Então se approprie da paz do Senhor. Allora appropriate della pace del Quando Signore. o medo estiver tomando o seu coração, Quando la paura ti sta venendo addosso, abra a Bíblia, apra la Bibbia, pegue um salmo. leggi un salmo, Salmo 23, por exemplo. il Salmo 23 per esempio. Comece a ler o salmo. Comincia a leggere il salmo, Comece a orar o salmo. comincia a pregare il salmo. Você vai ver que a paura vai embora. Vedrai che la paura andrà via. Amém? Amen. Deus abençoe a igreja. Che Dio benedica a tutti. Agora nós vamos orar agradecendo ao Senhor. Preghiamo ora per ringraziare il Signore. Queria convidar a nossa sorella Edna. Un po' di paura? Vai, scaccia via la paura. Di pregare, sì. Deixa pra... Sim. Não, não. Preghiamo. Ringraziamo il Signore per l'opportunità di essere qui, perché il Signore è buono e sta con noi. Io credo che la sua parola rimanga nel nostro cuore e che ogni volta che abbiamo paura ricordiamoci che il Signore è con noi. Non lasciamo che la paura passi oltre ai limiti, perché siamo umani, ma la fiducia nel Signore deve essere più grande. Ringraziamo il Signore per questa sera, per la sua parola, perché Lui ci ama e ci sta insieme a noi sempre. Nel nome di Gesù ci dia la settimana nuova di benedizioni, che ci guidi e che non ci lasci l'inimico visitarci, insomma. E così ringraziamo il Signore. Amen. Glória a Deus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus eterno Pai, a comunhão e a consolações do Espírito Santo sejam com todos nós para hoje e sempre. Amém.